Pugno di ferro. Il questore di Vicenza Paolo Sartori sta per lasciare la città del Palladio, ma fino all'ultimo tiene l'alto profilo nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico che lo ha contraddistinto in questi 2 anni. E firma altri 3 DASPO nei confronti di 3 tifosi, 2 vicentini di 44 e 25 anni e un 46enne padovano, riconosciuti responsabili dei disordini di domenica 29 ottobre, quando poco distante dallo Stadio Menti, dopo il derby veneto di Serie C tra LR Vicenza e Padova, alcuni ultras hanno lanciato sassi contro un autobus su cui viaggiavano i supporter biancoscudati, ferendone uno. Oggi ho emesso altri 3 provvedimenti di DASPO più un foglio di via nei confronti di un tifoso del Padova che aveva reagito all'aggressione. Con questi 3 tifosi, che si aggiungono ai 7 già destinatari del provvedimento, sono in tutto 10 DASPO che vietano l'ingresso in qualsiasi stadio europeo per 3 anni. Adesso sono ancora in corso le indagini della Digos che hanno permesso di identificare una decina di tifosi francesi del Metz, di cui 3 o 4 potrebbero essere coinvolti nei disordini. Almeno 3 o 4 di altri partecipanti all'aggressione sono francesi, sono cittadini francesi, ultras della squadra di calcio del Metz, gemellata con gli ultras del Vicenza. E proprio per questo motivo abbiamo chiesto la collaborazione delle autorità di polizia francese per avere una identificazione compiuta, proprio per poter adottare provvedimenti anche nei confronti di questi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'aggressione avrebbero preso parte circa 15 personaggi. Sono in fase di conclusione i riconoscimenti di tutti i responsabili e la presenza nelle partite italiane di tifosi stranieri è un elemento che le forze dell'ordine conoscono e monitorano. Sì, esistono queste situazioni di, come si dice, di compartecipazione tra gruppi ultras appartenenti anche non solo a squadre diverse ma anche a nazioni diverse, e in questo caso esiste questo connubio tra gli ultras vicentini con quelli del Metz che più volte ha spinto i tifosi francesi a venire a Vicenza ad assistere alle partite, così come i tifosi vicentini sono stati in Francia. In questo caso, più che assistere alle partite, purtroppo abbiamo dovuto assistere ad episodi di una gravità inaccettabile.